Ci sei? Sei connesso? Vieni. Rio Maggiore, siamo in pieno centro proprio, appena sotto la chiesetta, a circa 200 metri dalla marina e dalla stazione. Questo è un immobile su più livelli, per questo che te lo spiego. So il fiatone perché ho già fatto 3 volte avanti e indietro per le scale, però è un'ottima soluzione come affitto uso turistico, quindi uso investimento. Dobbiamo studiare un attimino meglio cosa fare, se fare un affittacamere, se vuoi fare 2 appartamenti da affittare come short rent. Si possono valutare alcune soluzioni, quindi seguimi che ti volevo far vedere. La cosa fondamentale, la chicca è questa: 20 metri quadri di terrazza con l'accesso direttamente dalla zona soggiorno con l'angolo cottura della parte alta. Ci sviluppiamo su 4 livelli, quindi va studiato bene come distribuire eventualmente anche gli spazi. L'ideale potrebbe essere la prima unità, zona giorno qua e camera con bagno sotto, seguitemi. Oppure si potrebbe anche valutare, ma secondo me le dimensioni che dobbiamo studiare un attimo, la possibilità di fare una camera qua con un salottino, diciamo angolo cottura, però la vedo un po' piccolina, eventualmente questa fare direttamente camera con il suo bagno. Poi i nostri tecnici eventualmente studieranno meglio quello che dobbiamo fare. Attualmente la vedi in queste condizioni, quindi calcola però che il tetto è stato rifatto recentemente, la facciata sono in ottime condizioni, dobbiamo ristrutturarla internamente nelle finiture. Seguimi che andiamo al piano di sotto. Tipica scala ligure, questa è proprio quella originale, con la pietra del periodo. Qui come vedi abbiamo questi ballatoi, quindi se vogliamo fare più immobili o più camere non è un problema. Riavvolgendo il nastro, facendo sopra zona giorno con angolo cottura e un bagnettino, questa potrebbe diventare la suite con il suo bagno privato, che attualmente ha la porta sul pianerottolo. Dovremmo girarla da questa parte e a fare una camera, quindi fare il bagno più grande qua con l'accesso direttamente dalla camera. L'esposizione è tutto da questo lato, ok? Quindi il sole la mattina sorge da questa parte e la sera, come visto, tramonta verso ovest, verso il mare. Scendiamo e andiamo al piano superiore, arriviamo sempre sul pianerottolo e qui si entra nell'altra eventuale camera, ok? Le dimensioni, abbiamo preso le misure prima, ci stiamo, dovremmo riuscire a stare dentro i minimi della matrimoniale con il suo bagno. Stesso discorso, qui si può fare una bella suite e allargare il bagno, allungarlo magari con un bel box doccia in fondo e quindi sfruttare gli spazi. Calcolate che adesso soprattutto i tecnici sono molto bravi nel mettere tutto all'interno di spazi molto limitati, perché siamo alle 5 terre, quindi ogni centimetro qui ha un valore molto importante. Scendiamo all'ultimo piano, dove abbiamo la porta d'ingresso, che qui abbiamo un doppio accesso da fuori, poi vi faremo vedere il video. Nell'eventualità questa potrebbe essere invece l'ulteriore camera oppure la zona soggiorno con angolo cottura e bagno dell'appartamento, collegandolo poi con quello di sopra. Quindi questa parete è comunque una tramezza e si può valutare di buttarla giù, le 2 muri di appoggio sono questi. E anche qui abbiamo sempre la faccia proprio sulla chiesetta, che ogni tanto suona, prima ha suonato, ora non suona, quindi ci ha lasciato fare il video tranquillo. Quindi per quanto riguarda la location siamo appena dietro la chiesetta centrale all'interno del paese di Rio Maggiore, come vi dicevo, circa 150 metri dal parcheggio se arrivate con la macchina, è guardate la chiesetta, e a circa 200 metri dalla stazione della marina. Dal punto di vista logistico non vi devo raccontare, Rio Maggiore ora hanno riaperto anche la Via dell'Amore, quindi è un'ottima location dove comprare ad uso investimento, oppure per assurdo potrebbe anche essere una residenza per te, per una famiglia numerosa dove ognuno vuole avere i suoi spazi e soprattutto la terrazza su di sopra che è uno sfogo importante. Vi saluto da Rio Maggiore, la Fenice Immobiliare, le persone prima delle case.